Le scuole dell'infanzia venete sono 1100 quelle paritarie, accolgono 93.000 bambini su 136.000, questo è un dato. Noi abbiamo quindi la raccolta di 2 bambini su 3 vengono a frequentare le scuole paritarie. Le difficoltà economiche ci sono abbastanza gravi, abbiamo un rinnovo contrattuale in corso e soprattutto abbiamo ormai a poche settimane l'avvio della proposta della legge finanziaria per il 2011 che vedrà se ci sarà il taglio del 41% previsto e se ci sarà un intervento a livello parlamentare per togliere questo inutile sacrificio alle scuole. A 10 anni dalla legge 62 del 2000, Tutto Scuola ha calcolato che lo Stato risparmierebbe oltre 500 milioni di euro se aumentasse di 100 milioni in contributi alla scuola paritaria, consentendo a più famiglie di sceglierla. Per ogni euro investito nella scuola paritaria, lo Stato avrebbe 5 euro di risparmio, perché il costo per studente nella scuola statale è più elevato in assoluto e ovviamente molto più elevato per lo Stato rispetto al costo per studente che lo Stato versa alla scuola paritaria, viste le rette dei genitori. Ora si parla di 225 milioni di euro in meno su un totale di 500 milioni, un taglio spaventoso che metterebbe in seria difficoltà una scuola che per le famiglie è anche una scelta educativa. Il mancato riconoscimento di questa parità economica significa non avere a cuore quello che è il processo educativo che parte dai primi anni del bambino, del suo sviluppo, della sua persona, e quindi vuol dire investire adesso, risparmiare nel futuro. Noi ci auguriamo che soprattutto da parte dei comuni, anche delle politiche regionali, ci sia un'attenzione, anche un'efficacia, anche perché siamo di fronte al rinnovo del contratto del personale dipendente e questo richiede naturalmente anche una politica di insieme che tranquillizzi i gestori di queste scuole. La ministra Gelmini quest'estate ha detto che il prossimo anno i soldi ci saranno senz'altro, noi accettiamo questa sua dichiarazione, temo molto però che sia difficile trovare questi soldi che lei ha promesso.